L'omicidio premeditato è il più grave dei delitti sottoposti alla competenza di questa corte criminale. Avete assistito a un dibattimento lungo e complesso, signori giurati, ed è ora vostra responsabilità cercare di stabilire la linea di demarcazione tra realtà e fantasia. Un uomo è morto, è in gioco la vita di un altro uomo. Se in taluno di voi sorge dubbio ragionevole circa la colpevolezza dell'imputato, allora dovrete dichiararlo innocente. Se per contro non v'è dubbio ragionevole in alcuno di voi, allora dovrete dichiararlo colpevole. Qualunque sia la vostra decisione, essa dovrà essere unanime. Vi esorto a decidere con onestà. Buonasera. Prego, signori giurati e signore, accomodatevi. Se abbiamo bisogno di qualcosa, l'usciere è qui fuori. La commedia di Reginald Rose, il titolo originale è 12 Angry Men, 12 uomini arrabbiati. Il titolo che gli abbiamo dato noi è La parola ai giurati. È un testo molto bello, è un testo che cattura dall'inizio alla fine la storia di una giuria che si riunisce per giudicare un ragazzo considerato colpevole di aver ucciso il padre, inchiodato da due testimoni, uno che dice di aver visto e uno che dice di aver sentito. Il vecchio sente un gran baccano provenire proprio dall'alloggio sopra il suo. Ha dichiarato che gli è sembrato un litigio. Poi sente il tonfo del corpo del padre che cade a terra. Allora il vecchio si alza dal letto, corre verso l'uscio di casa, guarda fuori e vede il ragazzo precipitarsi di corsa fuori di casa. Allora chiama la polizia e trova il padre con un coltello conficcato nel petto. Il commissario ha stabilito l'ora del decesso intorno alla mezzanotte. Ecco, cosa vuole di più? Ha riconosciuto in questo coltello l'arma del delitto. Ora lei vuole darci intendere che qualcuno lo raccattò per strada, andò a casa del ragazzo e lo usò per ammazzare il padre così, tanto per far qualcosa? No. Io dico soltanto che il ragazzo può aver effettivamente perduto il coltello e qualcun altro può aver ucciso il padre con un coltello simile. È possibile? Ma via, date un'occhiata a questo coltello, signori miei. Io non ho mai visto uno simile in vita mia, né mai ne vide uno simile. Il negoziante che l'ha venduto al ragazzo. Non le sembra di volerci far accettare una coincidenza piuttosto inammissibile? Io non voglio far accettare niente a nessuno, dico soltanto che è possibile. E io dico che non è possibile invece. Ma cosa sta facendo? Colpevole. 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 Innocente. Colpevole. No, adesso salti fuori chi è stato. Io voglio sapere. Salti fuori chi è stato. Forza. No, scusi, devo dire una cosa a questo proposito. Il voto è stato segreto, su questo siamo stati d'accordo tutti. Il voto deve essere mantenuto segreto. Ma come sarebbe a dire segreto? Qui dentro non ci sono segreti. Io lo so chi è stato. Ma che diavolo le è preso? Lei viene qui, vota colpevole, poi si lascia straziare il cuore dalle favole di questo furbo imbonitore, il quale ci racconta che questo povero angioletto non poteva che diventare un criminale, e allora cosa fa? Cambia il suo voto. Se questo non dà il volta stomaco. Come si permette di parlare così lei? Ma chi si crede di essere? Lo lasci stare, signora, ma non vede che è un tipo irascibile? Cosa? Qui si sta cercando di mandare sulla sedia elettrica un uomo che è l'unico posto andato a lui. E tutto ad un tratto ci mettiamo ad ascoltare le favole. E tutti i giurati sono d'accordo nel considerarlo colpevole, tutti tranne uno. Man mano che la storia va avanti ci si accorge che ognuno di questi giurati, di queste persone, aveva un suo motivo per dare questo frettoloso giudizio. È quindi la storia della superficialità delle persone, dei giudizi affrettati. La compagnia è l'Officina del Teatro della Morata. Sono un gruppo di giovani allievi di teatro
che si sono cimentati con questo testo e che ha avuto un successo particolare, è già stato presentato parecchie volte. Sono dei violenti! Dove va lei? Ascolti, sto cercando di farvi ragionare. Questi passano tutto il giorno a bere, ad ubriacarsi e ad azzuffarsi. E poi, se qualcuno ci lascia le penne, chi se ne frega? Sì, ne ho conosciuti anche qualcuno di quelli per bene. Ma dove va? Ma sono delle eccezioni. Per di più è gente senza cuore, capace di tutto. Credetemi, questo ragazzo è sotto processo, dobbiamo condannarlo. E poi li vedete, hanno un aspetto così poco decoroso e quell'odore così sgradevole, quella puzza che... Ora basta! Si sega e non apra più bocca. Perché? Zitta! Sarei il giurato numero 4. Io faccio il giurato rigido che poi alla fine cede, come cedono piano piano anche tutti gli altri. Ma più che del pezzo che abbiamo fatto mi piacerebbe parlare di questa esperienza che sto condividendo ormai da 4 anni con i miei compagni. Come diceva Marina, non siamo attori professionisti, non abbiamo neanche l'ambizione di diventarlo, ma abbiamo questo forte desiderio di condividere questa esperienza di vita, perché poi è un'esperienza che tu vivi qua sul palco, ma ti serve poi fuori nella vita e non c'è tanta differenza fra viverlo qua e fuori, dipende dal fatto se tu ci sia o meno dentro la cosa. In questo spettacolo la mia parte è di un personaggio un po' becero, un po' grezzo, una ragazza a cui non interessa niente la giustizia e la legalità e che pensa solamente al suo spettacolo, dove c'è il classico uomo che esce dalla torta e quindi non ha interesse a stare dove sta e l'unico interesse che ha è andare via il prima possibile. Il mio personaggio è il giurato numero 8, che è quello che convince gli altri giurati a sorpassare un giudizio superficiale e affrettato, cercando di cogliere gli elementi, le contraddizioni. Quello che cerco così, in qualche modo, di passare sia appunto di non fermarsi ai primi aspetti, anche in qualche modo che spesso magari la verità può essere anche antipatica, ecco. Spero così, insomma, di esserci riuscita. In questo lavoro faccio il presidente della giuria, un presidente che è all'inizio poco convinto, nel senso ha poca autorevolezza, però si trova a gestire comunque, suo malgrado, una certa situazione. E è convinto dalle testimonianze, ma è anche pronto a cambiare idea quando l'evidenza dei dubbi le fanno vacillare. Quindi è una persona, diciamo, oggettiva. Il resto delle persone invece hanno tutte delle caratteristiche molto particolari e penso si vedono chiaramente nel contempo del lavoro, insomma. Il ragazzo è colpevole, che altro volete da me? Sapere il motivo di questa sua convinzione. Ve li ho già detti i miei motivi. Non ci convincono, ce li spieghi di nuovo. Un colpevole sta per essere rimesso in libertà. Un assassino deve morire. Non crediate di farmi paura, eh? Io ho diritto alle mie opinioni. Torneremo in tribunale e diremo che non ci siamo messi d'accordo. Ecco cosa faremo. In questo caso possiamo soltanto sperare che una notte o l'altra, forse tra qualche mese, le riesca di nuovo di dormire.